Gestisce questo pallone, la gira tutta dall'altro lato, trova bene l'esterno che può andare in mezzo, tenta il tiro, palla che esce di pochissima. Lombardo, palla lungolinea, fantastica questa palla, mezzo, la palla è lì dentro l'area di rigore, ancora Panormus in pericolo, attenzione, infatti arriva il calcio di rigore. Visconti e Ginga, prende la rincorsa, Visconti, Ginga, para questo calcio di rigore, palla in mezzo, palla che rimane lì, è solo il numero 2 del Belice, e arriva il gol del terzino sinistro in maglia arancione, Belice in vantaggio, è arrivato il gol di Guzzardo Mauro, 1-0 per il Spedo numerica, Visconti, ottimo il destro, adesso un 3 contro 1, può andare via Siracusa, palla per Visconti, può andare ancora per Siracusa, di prima Siracusa, palo, altra occasione pericolosissima della Panormus, è buona la palla in mezzo di testa, Lombardo era arrivato su questo pallone, prova a girarsi in mezzo a due, ottimo il gioco di gambe, palla per l'esterno ma fantastico il recupero di Incardona, ma poi arriva il calcio di rigore per Cicio contro Ferrante, Cicio prende la rincorsa, il destro, Ferrante la tocca, sfortunata anche qui la Panormus, poi si sfoga lanciando il pallone in aria ed è 2-0. Belice riesce a girarsi il numero 10 a campo per andare, prega la palla però all'esterno il capitano col tiro con il destro, arriva anche il gol del capitano del Belice e fa 4-0, scusate 3-0 per il Belice, va via il capitano, allarga bene il pallone sulla destra, vuole provare ad andare ancora il Belice, palla per il capitano che si accentra, il destro centrale tra le mani del portiere e fa Ormus che ci crede ancora, tenta il destro, deve il numero 9, c'è da solo sulla sinistra, porta bene il pallone, si accentra poi col sinistro, palla che arriva sul numero 9 che salta il portiere, palla che esce sul fondo, Trocchi non riesce ad andare sul pallone, chiude e renda, favorisce ancora il rimpallo però il numero 19 che tenta il destro, Ferrante l'aveva toccata, mi è arrivato il 4-0, ancora una volta sfortunato il rimpallo da parte della Panormus, fortunato il Belice, arriva il gol del neo entrato Bellafiore, di prima, la Rosa riesce a coprire il pallone, palla adesso per Catalano, Catalano vuole andare, il sinistro di Catalano, velleitario anche questo tiro, e palla che cade a Ginga alle mani del portiere.